voglio fare le bici più performanti al mondo, le vogliamo fare belle e la ciliegina è se vincono. Sai, questa è una cosa, non è che non si può programmare questa cosa, la possiamo cercare, sai. Io ho sempre detto che nella vita ci vuole anche tanta fortuna, quindi non è questa aiuta sicuramente. L'oro di Filippo Ganna, l'argento di Daniel Bigam, il bronzo di Jonathan Milan, il podio dell'inseguimento individuale ai mondiali di ciclismo di Glasgow ha in comune la bicicletta, tutte made in Treviso, tutte Pinarello. Uno strapotere, quello dimostrato dall'azienda costruttrice fondata da Nani Pinarello, che il presidente, il figlio Fausto, punta a ribadire alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non è che un podio mondiale capiti tutti i giorni. Tra l'altro con dei fenomeni, perché dal Super Pippo, sicuramente il cronometro più forte attualmente al mondo, a Dan Bigam, che è un nostro collaboratore, quindi amico di Pippo, e il mitico Johnny Miller, che è già un futuro, è già una realtà. Vincerlo anche con un ragazzo inglese, questo Dan Bigam, tra l'altro con l'unica bici che non è la stessa di quelle che usa la federazione inglese, per me è un orgoglio pazzesco per la nostra azienda trevigiana. Io sono felicissimo, spero anche qualche altro trevigiano sia felice come me, credo di sì, perché continuano a ricevere complimenti. Obiettivi sportivi e imprenditoriali che non si fermano qui, il nuovo socio, i propositi di crescita e consolidamento, Pinarello non si dà limiti. Per creare una struttura, la famosa struttura che doveva partire qualche anno fa, adesso credo quasi siamo, sperando anche comunque nel velodromo di Spresiano, sperando che l'altro giorno mi ha chiamato il signor Remo Mosole, no, mi raccomando, tutti felici, la spada tratta difenderò sempre come l'ho fatto qualche anno fa, e noi faremo la nostra parte, perché il velodromo deve arrivare a Treviso.